Il 10 marzo del 2019, all'età di 66 anni, nella sciagura aerea in Etiopia è scomparso un uomo che tutto il mondo apprezzava per la grande cultura che esprimeva ogni giorno e in ogni momento. Parliamo di Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale. Un cordoglio unanime quel giorno quando arrivò la triste notizia della sua tragica scomparsa. Avrebbe dovuto partecipare ad una conferenza organizzata dall'UNESCO. Oggi riposa nella chiesa di San Domenico a Palermo accanto alla salma di Giovanni Falcone. Sebastiano Tusa, possiamo dire, era un grande uomo prestato alla politica. Agrigento ha goduto della sua grande competenza. Noi lo avevamo incontrato a casa San Filippo nel giorno della presentazione di un suo libro. Una presenza, quella di Tusa, che ha arricchito quei momenti. Era anche la vigilia della sua nomina ad assessore regionale. I popoli del Grande Verde, il titolo di un suo libro che si presenta oggi qui a casa San Filippo. Sì, è un libro che riguarda questo momento particolare della storia del Mediterraneo tra il XIII e il X secolo a.C., in cui questi popoli, che gli egiziani chiamavano i popoli del Grande Verde, ma che sono a noi più conosciuti come i popoli del mare, scorazzarono un po' nel Mediterraneo orientale e determinarono la crisi dei grandi imperi, tra cui l'impero Ittita, l'impero di Mitanni, diedero fastidio agli egiziani e costituirono quindi un momento di cambiamento tra un sistema gestito da questi grandi imperi a un sistema che poi sarà quello del primo millennio a.C., in cui vedremo emergere i Fenici, i Greci con le colonizzazioni. Quindi sono un popolo poco noto, ma di grande interesse per la storia del Mediterraneo. Ecco, dalla letteratura alla politica, mi consente una domanda, lei prossimo assessore regionale? Dicono così, io ancora non ho avuto nessuna, comunicazione ufficiale. C'è ovviamente il gradimento da parte del Presidente, da parte anche di altre forze politiche che costituiscono la maggioranza, quindi diciamo che dovrebbe essere una designazione che dovrebbe arrivare a una conferma ufficiale, però ripeto, al momento non ho nessuna conferma ufficiale. Si conosce anche la delega eventualmente? La delega sarà quella dei beni culturali.